Categoria E riservata ai gentleman, sempre sul miglio, sono in 9 al via Usiku, Noodles BF, Twitter Grad, Amagam, Tyson Per, Valencia Min in prima fila, Poker OP, Rume Coca Day, Splendor Joyeuse in seconda. Favori in chiusura per Rume Coca Day, numero 8 Matteo Zaccherini il sediolo, partiti con la velocità iniziale di Amagam che cerca di sorvolare Usiku e vi riesce. Magamma in vantaggio su Usiku mentre rimane all'esterno Twitter Grad, Noodles BF in terza posizione davanti a Poker OP. Più indietro gli altri con Rume Coca Day che comincia già la sua risalita dopo i primi 250 metri. Avanza in terza ruota Rume Coca Day, si lancia in corsia esterna, raggiunge Usiku e avvicina Magamma al completamento dei 400 in 31,3. Amagama in vantaggio comunque, continua a guidare di lena e intende far capire che corre al comando. Rume Coca Day si adegua ovviamente al sediolo, in seconda posizione rimane Usiku davanti a Noodles BF, 46,5 intanto i 600 con 15,2 in curva, con Pietro Giusti che la vuol fare pesare a Rume Coca Day che è in schiena Twitter Grad. Quindi per corsie esterne anche Tyson Per e Valencia Min chiude Splendor Joyeuse. 1-2-1 il passaggio agli 800, 15-6 il parziale davanti alle tribune. E ora Amagamma si appresta a completare il chilometro in 1.17.8, 15.7 la frazione. Rume Coca insiste ma Amagamma replica bene. A 500 dalla conclusione a contatto Usiku, poi Noodles BF. Più indietro c'è Twitter Grad che non riesce a seguire. I 400 vedono Amagam ancora in vantaggio nei confronti di Rume Coca. Rume Coca ci prova nuovamente ma Amagam allunga. Più indietro Usiku e Noodles BF. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Amagam che ha ancora una lunghezza di margine su Rume Coca Day. Ultimi 100 metri di gara, Amagam in vantaggio. Rume Coca che non riesce ad avvicinarlo. Rume Coca che ci prova ancora ma Amagam controlla la situazione e vince su Rume Coca Day. Terzo posto per Noodles BF, 1.16.1 il ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere. Pietro Giusti in percorso di testa con Amagam torna così alla vittoria. Vittoria in percorso di testa e testa acquisita subito al via superando Usiku. Bella anche in sgambatura. Amagam ha confermato in corsa oggi di essere nella miglior condizione e ha tenuto botta, direi piuttosto agevolmente, anche a Rume Coca Day che soltanto nel finale l'avvicina ma rimane quasi una lunghezza di margine per Amagam. Pietro Giusti in sediolo per il training di Gennaro Casillo. Secondo posto per Rume Coca Day, al terzo Noodles BF.